Il dramma di chi vive la guerra, l'angoscia di chi è lontano. Sono 20.000 i cittadini ucraini residenti nel Veneto, l'80% di loro assistenti familiari che curano i nostri anziani e che in patria hanno lasciato tutta la famiglia, persone che hanno bisogno di essere ascoltate. Per questo l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Università di Padova hanno aperto uno sportello di emergenza. Abbiamo pensato, assieme all'Università di Padova, abbiamo contattato l'Università di Padova e il servizio di emergenza psicologica avviato dai dipartimenti psicologici per proporre loro di avviare, di collaborare nell'avvio di un servizio gratuito di consulenze psicologiche online per tutti i cittadini ucraini in Veneto che ne sentissero la necessità, proprio con uno scopo di solidarietà sociale in un momento purtroppo eccezionale della nostra storia, condivisa come cittadini europei. Si tratta di un servizio di supporto psicologico breve, d'accesso gratuito e con consulenze online dedicato a tutti i cittadini ucraini in Veneto che sentano la necessità o opportunità di un breve sostegno professionale in questi giorni difficili. Sarà possibile prenotare un appuntamento alla pagina Facebook Emergenza Psicologi Online UniPD o tramite mail oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 allo 049 8276 496, un servizio che vuole essere un concreto atto di sensibilità sociale. Trauma deriva dalla sua etimologia proprio da separazione, divisione. Il trauma c'è quando ci separiamo, quando ci sentiamo soli davanti a qualcosa di grande e spaventoso. Allora sentirsi vicini, sentirsi insieme è qualcosa che ci cura, ci guarisce profondamente.